Una tavola rotonda sul tema famiglia, il lavoro e la festa ha animato il patronato Don Bosco di Motta di Livenza lo scorso 11 maggio. La serata è stata il frutto di un prezioso lavoro portato avanti nel tempo dai gruppi famiglia parrocchiali Nazareth e Famiglia in Cammino, insieme alla parrocchia di Motta, all'Azione Cattolica Foraniale e al Centro Culturale La Pira. L'incontro, al quale hanno partecipato tra gli altri il vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo e l'arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi, è stata un'occasione preziosa per riflettere sugli importanti temi che riguardano la famiglia al giorno d'oggi. È stato inoltre un momento di preparazione per l'incontro nazionale delle famiglie, che si terrà a fine mese a Milano, alla presenza di Papa Benedetto XVI. Sentiamo ora una breve sintesi di alcuni interventi della serata. Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita della famiglia, non sono due realtà così opzionali, ma sono realtà che la toccano essenzialmente, le condizionano le scelte, influenzano le relazioni dei componenti della famiglia, sia i coniugi, sia il rapporto e le relazioni tra coniugi e figli, incidono poi sul rapporto della famiglia con la società e con la Chiesa. Ecco, proprio a partire da questa profonda connessione che c'è tra lavoro, festa e famiglia, nasce anche una preoccupazione di chi guarda la famiglia con attenzione, con preoccupazione, riconoscendo in essa riconoscendo quanto essa sia importante per lo sviluppo della persona e della società, nasce la preoccupazione di vedere che un certo modo di vivere, di pensare, di organizzare il lavoro, un certo modo di pensare e di vivere la festa, di fatto non aiutano la famiglia, anzi tendono a disgregarla. Qualora il lavoro venga pensato e organizzato soltanto in funzione della concorrenza di mercato o del massimo profitto, come ricorda il Papa, o qualora la festa sia pensata semplicemente come momento di evasione o di consumo, certamente questo non vale a rinforzare le relazioni della famiglia, bensì a distruggere. Ecco, io credo che mettere a fuoco il rapporto lavoro, festa e famiglia sia operare uno sforzo per vedere come lavoro e famiglia diventano luoghi e momenti in cui può crescere la relazione. La festa cristiana, la domenica, non è solo un giorno di ferie, non è un giorno solo di non lavoro, o un giorno in cui ci si dedica ad altre cose per un nostro interesse. Essa è propriamente festa perché non la organizziamo noi, c'è qualcun altro che l'ha organizzata per noi. Ma durante essa cogliamo un senso che ci è dato in maniera gratuita da un altro e che ci appaga nella pura contemplazione. Anche qui, quanto dovremo evangelizzare il senso della festa cristiana. Nella festa cristiana non siamo più preoccupati del successo o dell'insuccesso nostro, non siamo più interessati al guadagno utile, ma ci si ferma a contemplare quanto ha senso in sé. Ecco perché la vera festa è propriamente quella religiosa. Più la si vuole organizzare e pianificare con le nostre forze, e meno riesce, perché noi possiamo metterci i mezzi, ma purtroppo non possiamo metterci il senso. Noi il senso delle cose non riusciamo a darcelo. Il motivo della festa deve essere più grande di noi e deve riguardare Dio. Ed anche il motivo della famiglia e del lavoro è più grande di noi e riguarda sempre Dio. Si assiste oggi ad una dispersione terribile del significato autentico della festa e ad una dispersione drammatica del significato profondo della famiglia e anche a quello del lavoro. Non può essere casuale questo degrado correlato ed è anch'esso un segno indiretto di quanto queste tre realtà si tengono insieme
o si perdono insieme. Da un lato l'apertura domenicale dei negozi, il giorno di Pasqua a Trieste erano tenuti aperti i supermercati. Il giorno di Pasqua rende molto difficile e talvolta impossibile che la famiglia assista insieme alla messa domenicale, che è la vera festa. Nascono le confusioni e le tensioni. Nella festa un genitore lavora e l'altro no. Le vacanze assomigliano spesso a un tour de force piuttosto che una festa. La vita domestica è valutata col peso di un lavoro e così niente è più un dono e soprattutto niente è più un dono da vivere insieme. Questa è la grande perdita, perché è questo che ci lega, l'esperienza di un dono ricevuto insieme. E io credo che coltivare la domenica sia un'urgenza pastorale straordinaria per dare senso all'umano. Mentre si loda Dio, Dio ci fa questo dono di dare un senso alle nostre esistenze, all'esistenza familiare e anche a quella lavorativa. Ed è per questo, vedete, che il matrimonio cristiano è una festa. Ed è per questo che tutta la vita del cristiano è una festa, se ci pensate bene, nonostante oggi ci vogliono rubare questa gioia, perché tutto è infine un grande e bellissimo dono di Dio. Io credo che in questo momento la crisi ci dia in realtà una grande opportunità. In un paese molto lontano la parola crisi viene vista come opportunità. L'importante è quello di fermarci un attimo, riflettere per capire quali sono le cose da fare. Stiamo cercando di capire fino a che punto ha senso lavorare, fino a che punto ha senso evidentemente rincorrere il profitto. È un grosso dibattito che si è aperto di recente anche all'interno del nostro mondo, perché ce ne accorgiamo sempre di più. È vero, le aziende nascono per crescere, la crescita può avere solo attraverso il profitto, attraverso gli utili. Se questi non ci sono, evidentemente non si può neanche creare lavoro, però è anche vero che fino a che punto si devono rincorrere questa crescita. Esiste una percentuale oltre alla quale è bene fermarci, invece come imprenditori è opportuno cominciare a capire se, a forza di guardare in maniera miope la crescita, lo sviluppo e il guadagno, ci si dimentica di quello che sta sotto a tutto ciò, perché io credo che il lavoro sia lo strumento per creare la famiglia, e la famiglia è la cosa migliore per fare festa, che sia una festa dedicata evidentemente al giorno del Signore, ma che sia una festa pensata solo per fermarsi, per riflettere, per godere della famiglia. Io sono convinto che rimettere al centro dello sviluppo la famiglia, le relazioni che questa può dare, la capacità che la famiglia ha poi di crescere, quindi di crescere i propri figli, dargli quegli insegnamenti che sono poi gli insegnamenti che poi ognuno di noi, indipendentemente che sia imprenditore o lavoratore, porterà con sé nella propria vita, sia forse il maggiore investimento che in questo momento in Italia si possa fare, perché altrimenti rischiamo forse sì di superare la crisi, ma di trovarci poi in un mondo in cui probabilmente avremo poco da dire, perché abbiamo riflettuto troppo poco in tutto ciò che sta succedendo e quale sarà, e soprattutto abbiamo riflettuto troppo poco su quello che sarà il mondo che ci troveremo dopo questa crisi, che sarà sicuramente molto diverso da quello che abbiamo costruito fino adesso, nel quale probabilmente più che la voglia di lavorare 365 giorni all'anno, conterà molto di più invece la capacità di comprendere, la capacità di analizzare il cambiamento, la capacità di fermarsi un attimo e di poter capire esattamente quello che sta succedendo attorno. Io sono convinto che la sfida sarà questa, non la crescita economica, ma la sfida sarà quella di riportare la persona al centro dello sviluppo economico, altrimenti non credo che le imprese abbiano tanta vita.